Muévanse. Vamos. Giù, non c'è nessuno. Vai. Tirala. Inizia il secondo giorno delle nostre ferie estive 2024. Oggi le previsioni meteo danno caldo soffocante. Mi diria che una giornata più perfetta di oggi non si poteva trovare, Ma mi non so se fermo apposta a cercarsele oppure che c'è qualche duni a cui li stiamo un po' ecco, vabbè, evitiamo di dirlo. Ad ogni modo, la giornata di oggi è la più intensa di tutte. Dal nostro alloggio a Caupo ci dirigiamo verso Feltre. Proseguiamo così per la strada più diretta, la SS50, e successivamente per la SP12, fino al ponte del Misse, dove vi consiglio di fermarvi per ammirare la bellissima valle del Misse. Passiamo per la valle Agordina. Una volta passata questa suggestiva valle troviamo i primi tornanti della giornata, il passo Duran. Questo passo si estende per più di 12 km e costeggia il monte San Sebastiano e il monte Moiazza, con altezza quasi di 2900 metri. Noi però non completeremo il passo perché taglieremo per Dont, direzione Fusine. Arriviamo quindi a Selva di Cadore, per poi proseguire verso il terzo passo della giornata. Questo è uno dei passi più famosi e gettonati dei motociclisti. Sto parlando del passo Jau. Dopo la sosta al famoso hotel sopra la vetta, consigliato tra l'altro, scendiamo giù dalla parte opposta, danzando nelle sue bellissime curve fino al bivio. Qui prenderemo la SR48 che ci conduce al passo Falzarego. Anche questo è uno dei passi più belli e conosciuti che si possa fare in moto. Ben 19 km di pura bellezza. La vista a 2100 metri di quota è semplicemente spettacolare, favolosa. Scendendo dalla poco trafficata SS 243 possiamo goderci una lunga serie di tornanti. Difatti la discesa non sembra mia, ma in realtà è veramente lunga. Qui di certo non te annoi mia se devi percorrerla. Fatti gli ultimi tornanti, sbuchiamo a Canazei, famosa e ambita meta turistica tutto il periodo dell'anno, dunque non sbaglia mia. Ci spostiamo ancora verso sinistra per arrivare al nostro hotel, Soggiorno Dolomiti. Eccolo qua. Bello spazioso. Precisamente qui dove sto indicando è dove ci hanno riservato il posto delle nostre moto. Operazioni le mototine. Dai, meno ciacole. Finalmente. Dopo aver spostato i nostri ciclomotori come ha imposto la 2T pista e dopo aver legato correttamente i bagagli, che non li perdiamo per strada, per carità, possiamo finalmente partire per questa nuova avventura. Finalmente facciamo colazione. Calmato il nostro incessante e fastidioso brontolio dentro la pancia, possiamo finalmente partire e fare tutti i passi che vi ho raccontato prima. Guarda, che spettacolo! Ti metto la firma a vivere qua io. Come a ogni uscita percorriamo pochi chilometri e dobbiamo fermarci per riempire i serbatoi, mai una volta che partiamo col pieno. Miscela e benzina. Ora il viaggio può ufficialmente partire. Vai giù, non c'è nessuno, vai. Tirala. Adesso c'è semicurve, ma è tutti rettilinei praticamente. Sono semicurve. Vado avanti io. Dopo il tornante c'è un rettilineo. Ottimo, perfetto. Sfrutta il rettilineo se puoi, portati proprio a culo. Arrivo anch'io.
Vai, 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 vai. Vai, tirala, 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 non c'è nessuno, tirala. Perfetta. Ma faccia da ottica Domenico lì, Dio. Dai Nemo, ma porco. Adesso te un attimo di rettilineo, sfruttalo se puoi. Ma porco. Curva a destra lunga e dopo chiude in un tornante a sinistra. Vai, vai, ancora, ancora, ancora. Tornante a destra e subito a sinistra. Che cazzo va sto qua? A parte qualche automobilista dalle dubbie facoltà mentali, e qua vi lascio voi immaginare di cosa sto parlando, io mi sono già espresso troppo finché ero in moto, il viaggio procede all'incirca bene e finalmente, sottolineo la parola finalmente, arriviamo in cima al Passo Giaul e facciamo una meritata sosta per meditare. Passo Giaul. Lezioni di geologia 1.0. Il monte lì, ok, se uno fa caso, fa attenzione, vede tutti gli strati rocciosi piano paralleli, ok? Quello è anche la cima, è particolare perché è tutta orizzontale, benissimo. Qual è il classico esempio di una piattaforma carbonatica? Le Dolomiti si sono formate così. Quella roba lì era sotto l'acqua in un clima Marino. tropicale, ok, immaginiamoci adesso le zone di mare tropicale dove ci sono le spiagge bianche, ci sono gli atolli corallini. Quello è un atollo corallino di 500 milioni di anni fa e le Dolomiti sono formate così, in quei posti lì, e poi tutto il movimento delle placche tettoniche, le collisioni tra continenti, bla bla bla, hanno fatto sì che queste venissero su. Poi la loro natura di rocce friabili li porta ad avere forme molto più appuntite e aspere, però quello ha mantenuto la sua forma classica, la sua forma originale, e da lì si può capire come si sono formate. Qualcosa da dichiarare prima di finire? No, basta, mi dovete pagare per questa lezione qua, però. Io ho studiato anni per saperlo, Giusto. ho pagato tasse. Lezione di geologia 1.0 terminata. Ringraziamo la nostra dottoressa per la bellissima lezione di geologia. 92 minuti di applausi! La pausa è abbastanza cronometrata. Abbiamo ancora svariati chilometri da percorrere e parecchio traffico da affrontare, per la nostra gioia. Per cui ci rivestiamo, sempre per la nostra gioia e la sofferenza sotto il sole, rimontiamo in sella e partiamo. Tuttavia... Dimmi. Cosa c'è? Cosa c'è? No, non va più. Ma è già aperta la corrente almeno. Madonna, immaginavo. Perché ho spento il coso, la ventola. Dai, immaginavo. Mamma sta ventola. Avete presente quel brivido che corre lungo tutta la schiena? Quella sensazione di gelarsi il sangue? Ecco, mica ho visto la stessa sensazione per qualche secondo. Non è successo niente, era solo un bottone di merda, è stato solo un errore di sbaglio. Poi destra 90 gradi. Piccolo rettilineo, semitornante a sinistra. Siamo arrivati all'hotel, questa è la vista.
Là ci sono le due brum brum. Lì c'è una duettepista. Che prima in giro per la stanza. Qua abbiamo il letto. Lì un quadro dipinto barra non si sa, comunque figo. Qua abbiamo il bagnetto. Ecco com'è la visuale nel lato opposto. Fermi tutti. Prima di continuare con il resto della storia vorrei parlarti di Francesco. Sono circa 3 anni che collaboriamo insieme io e Francesco, dapprima col progetto Global Camera Design, vi lascio il link qui sotto. Per farla in breve, è il mio principale canale dove divulgo informazioni tecniche e molto utili sulle applicazioni vetraie. In pratica mio padre ha fondato la vetreria, io sono quello che la sto portando avanti e per aiutare i clienti per non arrivare impreparati gli do informazioni molto utili perché si trovano troppe dicerie in giro. Ma se volete maggiori informazioni fatevi un giro, trovate appunto il link qui sotto. E da qualche mese io e Francesco portiamo avanti insieme questo nuovo progetto. Anche se voi non lo vedete, dietro a tutti questi video si trova lui. Io sono l'addetto a registrare e poi procedo e spedisco tutto lui. Dunque cosa fa dietro la telecamera non lo so. Comunque so che vengono fuori bene, mi piacciono molto e mi trovo molto bene con lui. Difatti è un ragazzo affidabile, questo è veramente tanto al giorno d'oggi, l'affidabilità vuol dire tutto, sia in un rapporto di coppia ma anche un rapporto collaborativo come abbiamo io e lui. È un ragazzo d'oro, ha voglia di fare, voglia di mettersi in gioco e dotato di problem solving, una cosa sempre più rara al giorno d'oggi e ve lo dico io per esperienza. Ma perché vi sto parlando di Francesco? Perché vi sto parlando del mio videomaker? Vedete, attualmente Francesco sta cercando nuove opportunità, nuove collaborazioni. Per cui se siete interessati o interessate a un videomaker, un video editor o anche semplicemente un ragazzo che gestisca la parte social, vi prego di contattarlo perché troverete una persona preparata. Trovate i suoi contatti qui sotto. Ora torniamo al resto del video. Acqua fresca e 2 teppista. Di casette delle Passeggiatina serale, lei cosa dice? proprio un bel posto. Siamo proprio in un bel posto dove mi piacerebbe vivere. Tutto bello pulito, ordinato e poca gente. All'inizio di questo video vi ho spiegato l'itinerario che avremmo dovuto fare per quel giorno. In realtà però voi avete visto solo Passo Giaule e qualche altro sporadico videoclip sugli altri passi. Ci sono 2 motivi per questo. E il primo, il principale, è dato dalle enorme, più che enorme, esagerata quantità di traffico tra macchine, moto, camper e altri veicoli. La colpa in parte è nostra perché abbiamo scelto di partire la settimana di Ferragosto, la settimana clou, nelle Dolomiti e nei passi più famosi. Ma non ce l'aspettavamo comunque tutta quella quantità di traffico. Questo video comunque dovrebbe durare più di 40 minuti. Per scelta nostra, mia di Francesco, abbiamo scelto di non pubblicare il resto perché sarebbe stato una censura attacca all'altra. Vabbè, potevamo mettere una musica sottofondo, però in realtà non avreste visto niente in quanto eravamo praticamente sempre fermi. Per dire l'itinerario durava 5 ore, per dare un tempo simbolico ne avevamo messe 8. Quasi il doppio, senza considerare le soste ovviamente. Purtroppo è andata così, mi sono tanto incazzato, purtroppo c'era gente che non era capace di guidare, avete visto anche voi qualche videoclip che ho fatto, gli altri erano troppo aggressivi, abbiamo fatto anche una discussione con più di qualcuno, li lasciamo stare così. Il secondo motivo è un aspetto tecnico che è una conseguenza del primo. Per spiegarlo bene ci ho fatto un video apposta e uscirà prossimamente, per cui iscrivetevi al canale per stare sempre aggiornati. Lì dovrò raccontarvi cosa è successo quel giorno, la conseguenza dell'enorme quantità di traffico, calore e nervosismo, perché c'entra anche quello, per cui restate sempre aggiornati. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima puntata. E niente, le moto qua sono ferme perché la Dorso Duro, sta bastarda qua, ha deciso di bloccare la frizione e non andare più avanti. Dunque metti in prima, molli la frizione e non va, niente da fare.